di realtà. Darei subito la parola a Gigi Lazzaro, Legalmente Veneto. Io d'ora in poi tengo un po' i tempi, mi scusate. Sì, buonasera a tutti, cercherò di essere rapido anche perché dopo l'introduzione questa puntiglioso racconto ci racconta quanto è fosco, quanto è complicato il clima in cui ci proviamo a muovere. Io ritorno un attimo all'osservatorio e agli avvenimenti, diciamo, di Caorle, il motivo per cui ci siamo attivati come Osservatorio Ambiente e Legalità su questa questione, per la quale le forze dell'ordine faranno sicuramente chiarezza e andranno avanti con le indagini, però appunto l'abbiamo voluta usare come stimolo, come spunto di riflessione rispetto a delle dinamiche, quelle che abbiamo appena sentito, che sono molto più estese, molto più ripeto, complesse in tutto il litorale veneto, e l'abbiamo fatto con l'osservatorio perché da tempo stiamo affrontando i temi non solo nel Veneto orientale ma in tutta l'area. L'osservatorio ha base fisica su Venezia, si muove dal Comune di Venezia, ma ovviamente quando si guardano le dinamiche criminali legate soprattutto al tema del cemento e dei rifiuti non possiamo chiudere gli occhi intorno ai confini comunali e non guardare quantomeno fino alle aree provinciali e ovviamente anche regionali, perché la regione Veneto è una regione che è come dire, soggetta a molta attività industriale di impresa. Ci sono stati casi, situazioni di implicazioni su crimini ambientali anche dal Veneto verso altre regioni per quanto riguarda i rifiuti, piuttosto che dal punto di vista della corruzione, dei casi in corso noti a tutti, insomma, che stanno proseguendo rispetto ad alcune importanti aziende che lavorano sulle principali grandi opere nel nostro paese, a partire dalla regione Veneto. Quindi i temi sono molti e abbiamo cercato di fare un'analisi approfondita con l'osservatorio e con il nostro coordinamento scientifico, che cerca di fare luce e mettere in fila quello che poi sono i dati ufficiali che spesso recuperiamo grazie proprio al lavoro appunto delle forze dell'ordine, che stanno monitorando e rendendo sempre più chiaro con le indagini cosa accade nel nostro territorio. Siamo partiti per questa considerazione più ampia rispetto al Veneto, alla costa, all'area, diciamo, al litorale del Veneto orientale, rispetto a alcune considerazioni legate al consumo di suolo, perché ovviamente da ambientalisti non abbiamo potuto non osservare la trasformazione che sta subendo, che ha subito negli anni il litorale veneto, per cui da un recente dossier che abbiamo stilato nel 2012 rispetto al consumo di costa costiero, abbiamo fatto emergere come nei nostri 170 km di costa veneta da Delta del Po fino a San Michele sono ormai ben 61 km, cioè il 36% del territorio compromesso, trasformato completamente a usi urbani infrastrutturali. E questo, insomma, come dire, è avvenuto principalmente, certo, fino ad oggi, diciamo da più di 2000 anni fa, ma la cosa che ci stupisce è che negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, la percentuale sia molto alta, sia quella del 18% rispetto a questo 36% che ha subito trasformazione. Significa che gli appetiti e la voglia di infrastrutturare, di edificare e di riversare nell'economia del mattone molte risorse, molte finanze, probabilmente avrà spinto, e queste le indagini ce lo confermano, non siamo noi a dirlo, ma riportiamo ad esempio le dichiarazioni del procuratore capo del Pino, il quale insomma, dice che probabilmente è dagli anni 70 che i primi insediamenti mafiosi sono arrivati nelle zone delle Jesole e Raclea, appunto per investire rispetto, partendo dal tema turistico, quindi dalle strutture alberghiere, scusate. Quindi è un tema che ha un'origine profonda e che nell'emblematico caso di Caorle, che ci racconta una verità tutta da scoprire, notiamo come alcune questioni, alcuni stili emergano nell'evolversi delle situazioni. Ripeto, il consumo di costa è collegato all'espansione spesso purtroppo incontrollata dei territori comunali che affacciano appunto sulla costa veneta orientale.
Rispetto al dossier, insomma, poi è disponibile, lo trovate pubblicato sul sito, insomma, ci tengo a dire questo, abbiamo anche delle copie qui, riportano, non sto qui insomma, a spendere esempi rispetto a cosa succede nelle Veneto Orientali. I casi sono molti segnali, molti allarmi che abbiamo monitorato anche in questi mesi prima dell'emersione di questa spiacevole situazione, e che trovate qui riassunti, però non ultimo, ma anche più emblematico, ci è sembrato corretto riportare anche quello che è accaduto per collegarci con le dinamiche che possono essere collegate a criminalità organizzate che hanno appetiti particolari. È il caso di Torre di Mosto, dove, se non sbaglio, nel 2004, ma non vorrei sbagliare, l'allora assessore sindaco si dimise proprio per pare pressioni legate a temi di gestione del territorio, dei piani di sviluppo del territorio. Quindi insomma è un tema importante che noi, ripeto, da ambientalisti non possiamo non osservare, anche rispetto a tutto ciò che è connesso, che sta accadendo in questi giorni. Vedi un'Italia che frana e che spinge nei territori di costa, con i nostri fiumi, detriti e masse d'acqua importanti che ci stanno creando diversi danni. Anche il rendere impermeabile il territorio e il suolo ovviamente è un contributo a peggiorare quelle che sono le situazioni climatiche del nostro paese, e poi a creare situazioni di danno grave che stiamo vivendo in questi giorni, anche qui nel Veneto Orientale, nella zona del Portocarrese. Quindi sono molto, molto importanti da osservare come fenomeno. Rispetto alle motivazioni per cui vogliamo iniziare, o meglio, continuare a raccontare di queste situazioni, di queste storie che accadono al litorale, è proprio perché deve partire, secondo noi, dai cittadini, dalle organizzazioni, associazioni ambientaliste, piuttosto che gruppi di cittadini e comitati. Deve partire uno stimolo al cambiamento, a cercare di fare qualcosa rispetto a le azioni che possiamo mettere in campo, gli strumenti che possiamo mettere in campo per arginare o per modificare o per cambiare rotta rispetto a un fenomeno che ci sta preoccupando. Ovviamente questo va fatto a livello comunale, a livello territoriale, e quindi un'attenzione particolare dovrebbe essere iniziata a mettere sui piani del settore del territorio, quindi sugli strumenti pianificatori di cui ci dotiamo, di cui non ci dotiamo, perché purtroppo spesso ancora abbiamo degli strumenti molto a maglie larghe che non garantiscono una definizione di sviluppo del territorio che sia rispettosa di tutti i principi di tutela dell'ambiente. Questo vale soprattutto, è il caso ad esempio che vediamo su Caorle, un po' ce lo racconta, di strumenti come accordi di programma pubblico-privato o come strumenti simili a Piruea, insomma, che vanno in deroga ai piani del territorio, che permettono poi un'ulteriore pioggia di cemento nei territori, e quindi un aggravarsi delle condizioni che magari vengono già definite quando si va a definire appunto l'assetto urbanistico di sviluppo di una città o di un'area costiera. Dicevo, come ambientalisti, ma anche come cittadini, non possiamo pensare che senza strumenti di pianificazione e di controllo ci sia un'adeguata attenzione di chi poi avrà le redini, insomma, dell'amministrazione comunale nel caso di comuni, o se saliamo poi a livelli provinciale e regionale dell'amministrazione, quindi le decisioni che si devono prendere per cercare di condurre all'interno dei principi di legalità i modelli di gestione del territorio. Questo lo dico perché in questo momento, soprattutto perché da pochi giorni abbiamo notato e fatto notare alla Regione Veneto, ad esempio, la mancanza o il decadimento, più che altro, di uno strumento molto importante di cui ci eravamo dotati proprio per evitare grossi rischi legati a quello che ci dicevi rispetto a aziende che arrivano o che esportano da nord a sud, o che aprono succursali, quello che abbiamo appena sentito. Quindi questo strumento di cui ci siamo dotati a livello regionale era ed è il protocollo di legalità firmato dal Presidente Zaia con l'allora Ministro Cancellieri nel 2010. Dicevo, abbiamo scoperto che purtroppo questo protocollo è scaduto in questa fase, è scaduto ormai da più di un mese, da circa un mese. Gianni, correggimi se sbaglio. Abbiamo fortunatamente abbiamo rilanciato l'allarme rispetto a
a questo protocollo scaduto, che quindi non consentirebbe un controllo adeguato rispetto agli appalti e subappalti, soprattutto delle opere future, delle opere in corso che abbiamo nel territorio, in generale nella regione, ma soprattutto il decadimento di questo protocollo ci fa venire parecchi dubbi rispetto alle opere o alle infrastrutturazioni che dovranno partire da qui in avanti. La Procura fortunatamente, dicevo, ci ha risposto di Venezia, la Prefettura, scusate, di Venezia ci ha risposto che le procedure di rinnovo sono avviate, questo ci fa ovviamente molto, molto piacere, qui con la discussione anche più stringente dei parametri dopo questi 2 anni di regime, insomma, di questo accordo. Ovviamente ora va in regime di prorogazione e quindi noi continuiamo ad essere preoccupati finché non verrà definitivamente rinnovato con i nuovi parametri appunto più stringenti di cui si parla. Io chiuderei qui, insomma, ecco, perché rispetto poi alla situazione di Caorle penso che sia più il caso di capire meglio con calma cosa è accaduto sul territorio. Noi vogliamo appunto porre, e chiudo, questo sguardo che si allarga sul litorale e che cerca di confrontare le situazioni e di mettere un po' di pressione a chi amministra, agli amministratori, per cambiare rotta e per scegliere una via di gestione del territorio che sia sostenibile, ovviamente dal punto di vista della tutela del territorio, dell'ambiente innanzitutto, ma anche poi dell'economia dei territori, che hanno ben altre vocazioni che non quelle di cementificatori, lo sappiamo bene, perché c'è tanta impresa e tanti cittadini che in un'area come questa, che ha una vocazione turistica molto importante, possono e vogliono pensare a uno sviluppo differente del territorio, vogliono ragionare su un'impresa che sia ovviamente nei limiti e dentro i canali della legalità e che possa offrire al territorio opportunità di sviluppo, ovviamente, e di sviluppo economico che siano coerenti però con un modello di legalità e un modello di gestione del territorio consapevole e sostenibile. Grazie.